Che incontriamo, quindi intanto i vostri nomi. Noi siamo artigiani, sono Damiano. E io Raffaele. Allora, abbiamo Damiano e Raffaele che sono giovanissimi ma stanno portando avanti un'arte storica che racconta una buona parte della storia della nostra bella Sicilia. Certo, questa è un'arte tipicamente siciliana. Il carretto esiste in tutto il mondo, ma solo in Sicilia arriva a diventare un pezzo d'arte, un pezzo decorato, scolpito, ed è il motivo è fondamentalmente l'orgoglio del siciliano. Ecco, mettiamoci proprio qua vicino al carretto, così siamo anche a favore luce. Ecco, ci puoi descrivere magari anche questo carretto, ecco, quello che troviamo qui dentro. Voi siete dei carrettieri, così? Noi siamo massimi artigiani. Io sono solo pittore, un umile pittore. In realtà il mio socio è tutte cose, è pittore di carretti, scultore, carratore, può costruire il carretto e fa anche gli armiggi del cavallo. Questo mestiere si chiama il Siddunaru, colui che fa tutti quei paramenti riccamente ricamati, lavorati, spesso anche dipinti. E tutte queste tradizioni sono relative al carretto siciliano che, se nasce come un mezzo da lavoro, serve per trasportare merce, nel tempo solo in Sicilia assume una valenza artistica. Il carrettiere con il suo carretto decorato dimostrava il suo orgoglio, dimostrava la sua professionalità, affrontava la strada, era un uomo che doveva viaggiare per giorni e giorni, con la possibilità di incontrare i briganti che lo attaccavano, gli rubavano la merce, quindi si sentiva un po' un eroe. Il suo carretto lo rappresentava. Gli eroi dipinti sul carretto, Orlando, Rinaldo, rappresentavano la sua virilità e raccontavano al cliente quanto fosse bravo il carrettiere a difendere la merce che avrebbe trasportato. Quindi tu ancora oggi ti occupi di decorare i carretti Sì, siciliani, siamo ma decoratori sia di carretti. nuovi e anche quelli del passato? Sì, si possono sia restaurare i carretti vecchi. Quando fai il restauro rispetto alla pittura nuova devi avere la sensibilità di rispettare quello che già c'è. Non puoi andare a creare tinte che non ci stanno. Se la tinta è là, devi usare non solo quel tipo di colore, ma anche aggiungergli la patina del tempo, perché il colore col tempo diventa più ombrato, assume quel fascino del tempo che va ricreato anche dove vai a fare la parte nuova. Ma quali sono i disegni di oggi che vengono scelti quindi per i carretti? Sono quelli stessi del passato? Sì, i temi sono sempre gli stessi. Oggi non possiamo reinventare. La differenza fra un pittore di carretti professionista e un dilettante è proprio questa. Non ci possiamo noi reinventare nulla. Perché? Perché oggi il carretto non è più un oggetto di uso quotidiano. Il nostro compito oggi è preservare il carretto, raccontare così com'era. Finché il carretto era ancora in vita, un pittore poteva andare a metterci la propria impronta e questo avrebbe generato l'evoluzione del carretto. Ma oggi non è più questo il nostro compito. Il nostro compito è rispettare ciò che esiste. Per fare un carretto ci vogliono 3 artisti, uno del legno, uno del ferro, Esatto, c'è anche il uno fabbro. della pittura. Esatto. Ma non esistono più queste Purtroppo persone. fabbri non esistono più. L'ultimo fabbro è morto un paio d'anni fa. Infatti per fare tutta la ferratura, il carretto è ricco di Che si ferratura. chiama chiave. No, quella si chiama cascia di fuso. Cascia di fuso. Nello specifico quella è l'arabesco, le chiavi sono questa e quella dietro. Beh, Dietro sì. quella dietro è più elaborata, è più scolpita, sarebbero quelli che Bravo, vedete là. infatti. Quella è la chiave del carretto e serve a rinforzare le aste. La cascia di fuso è quella con tutto quell'arabesco Tutto preziosissimo che Che però cose meravigliose. oggi dobbiamo recuperare di antichi Bravo, e ritornare costruiamo di- un carretto nuovo su una vecchia ferratura. Quindi non ci sono più fabbri dei carretti? L'ultimo fabbro purtroppo è morto alcuni anni fa e quindi siamo rimasti orfani di un artigiano. Siamo costretti a trovare delle antiche ferrature e il nuovo carretto va costruito su un'antica ferratura. Ma tu come ti sei avvicinato a questo mondo? Sei giovanissimo, come hai scelto? Intanto grazie per il giovanissimo, me lo piglio e me lo conservo nella taschetta. In realtà io da piccolo ricordo quando ero bambino, il mio ricordo più antico era un pupo sulla porta d'ingresso di mia nonna che aveva questo baffo riccio, questo sguardo fiero, questo cipiglio eroico, mi affascinava, lo guardavo come un supereroe. Da grande mi sono appassionato alla pittura, ho fatto l'istituto d'arte, uscito dalla scuola cercavo dei professionisti pittori, gente che facesse questo per mestiere. Sono entrato nella bottega di un pittore di carretti siciliani e ho visto che utilizzava i colori in una maniera che a scuola neanche mi sognavo. Madonna,
guardare meglio negli angoli di quella bottega, e cosa trovo? Trovo che stava dipingendo i pupi siciliani, i miei miti del bambino. E quindi ho detto, questo è il mio lavoro, devo chiedere al mastro se mi lascia fare il garzone di bottega, perché questi sono mestieri che si tramandano oralmente, dal mastro all'allievo. Io sono stato garzone di bottega, anche il mio socio è stato garzone di bottega, e abbiamo appreso tutti i vari... Abbiamo appreso i mestieri dai mastri. Oggi il problema è che il ragazzo di oggi non è più incentivato a scegliere un mestiere artigianale, prima perché il mestiere artigianale diciamo che è poco allettante. Oggi c'è l'industrializzazione, oggi c'è la moda che ci porta a voler cambiare ogni cosa ogni anno, perché non sia mai che l'anno dopo ti vedono di nuovo con la stessa veste. Il lavoro artigianale è qualcosa che ha bisogno di più tempo, ha bisogno, è inoltre qualcosa di prezioso che rimane nel tempo, qualcosa di artigianale, più tempo passa e più diventa prezioso. Ecco, qui all'interno di questa bottega cosa possiamo ammirare? Cosa può ammirare il turista? Principalmente i carretti sono il nostro mestiere. Noi raccontiamo la storia del carretto a chi vuol visitare la nostra bottega, raccontiamo ciò che il carretto è stato e ciò che oggi l'arte del carretto è diventata. E questo è il nostro mestiere principale. Inoltre facciamo quello che facevano i mastri all'epoca, i mastri anticamente. Dipingevano l'oggettistica dell'epoca. Al tempo c'erano i bummuli, c'era il bummulo malandrino, c'era la burnia. Tutti questi oggetti venivano dipinti, venivano vestiti con i colori dell'arte siciliana. Noi ancora oggi continuiamo anche questo percorso. Inoltre facciamo i laboratori per i bambini, perché è importante lavorare proprio sui bambini, perché sono i bambini quelli più affascinati. Quando vedo la mamma frettolosa col bambino che si ferma sbalordito, che apre la bocca con lo stesso candore che avevo io quando ero piccolo, quando guardavo quel pupo sulla porta di mio nonno, e la mamma che magari ha fretta e quindi lo trascina via, mi piange un po' il cuore. Puntiamo molto sui bambini. Ecco Valentina, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, che ha fatto qualche domanda, magari la porgiamo in diretta? Intanto ci salutano da Bari, dalla Francia, dall'Argentina. In Argentina c'è il filettato, che è un'arte che si applica sulle insegne, che ha molti richiami all'arte del carretto siciliano. Proviamo ad entrare, vediamo là, c'è proprio un tavolo dove c'è il tuo collega, lo andiamo... Questo è il mio valente garzone di bottega. Anticamente, come ho detto, si tramandava da maestro ad allievo. Non esistono libri dove imparare. Io ho imparato dal mio maestro e oggi ho avuto la fortuna di trovare un ottimo garzone, che è Raffaele. Raffaele ha tutte le carte in tavola per diventare mastro anche lui. Ormai mi fido ciecamente, qualsiasi cosa gli dico la sa fare. Ecco Raffaele, quando hai iniziato? Anche tu hai fatto un percorso scolastico prima? Allora sì, io ho frequentato l'istituto d'arte, ma fondamentalmente non è che ti imparano quello che apprendi qui in bottega. Poi 5 anni fa ho incontrato i maestri, passavo di qua per puro caso, sono entrato e da lì è stato amore a prima vista. C'è grande emozione nel creare queste opere. Sì, diciamo che è un mondo che comunque non conoscevo e mi si è aperto, quindi mi sono appassionato, mi ha affascinato e di conseguenza oggi mi ritrovo qui a collaborare con i maestri. Magari un giorno sarai anche tu un maestro. Me lo auguro, lo spero, chissà. Qui cosa stai facendo nello specifico? Allora, sto decorando un pezzo in ceramica. Ovviamente sono decori ripresi dal carretto siciliano, quindi ne seguiamo rigorosamente la tradizione. Quindi che colori si utilizzano? Si utilizzano colori a olio principalmente, poi per le basi utilizziamo un mix di colori che si ottiene lo stesso colore del carretto, perché anticamente veniva utilizzato il cinabro, un rosso tipico del carretto siciliano, che è un colore tossico che ormai non si può più utilizzare perché insomma è cancerogeno. E oggi noi cerchiamo di ottenere un composto simile, noi usiamo una piccola quantità, poi lo mischiamo con altri colori per ottenere, diciamo, un colore simile. Ci vuole tanta pazienza, ma poi alla fine ogni pezzo è unico, è un'opera Sì, d'arte. ogni pezzo è unico, è un'opera d'arte, la pazienza sì ci vuole, soprattutto mano ferma. Complimenti. Grazie.